Le chiedo innanzitutto di darci delle indicazioni precise su questa scossa e sull'epicentro che è stato identificato. Sì, noi stiamo ovviamente ancora lavorando per migliorare la localizzazione, vi posso fornire delle indicazioni preliminari che vedono un terremoto forte, parliamo di un magnitudo 6.3, 6.4, a seconda poi un pochino delle localizzazioni a scala di magnitudo che vengono utilizzate, abbastanza superficiale e di nuovo nella zona sud-est di Zagabria, 50-60 km, poi questo dovremo verificarlo con le localizzazioni ovviamente finali. Quello che sembra che ci sia comunque di nuovo una piccola sequenza in atto, stiamo registrando anche alcune altre piccole che si sono verificate successivamente a questo evento grosso. Questo è collegato allo sciame sismico dei giorni scorsi? Sì, vista la localizzazione attuale fa pensare che sia in atto una sequenza sismica che è iniziata nei giorni scorsi e che è continuata ora con questa scossa principale. Come dicevo, poi dovremo verificare con le localizzazioni definitive appunto e gli studi successivi, però è abbastanza ragionevole in questo momento ipotizzare che ci sia un collegamento tra le attività, visto che sono abbastanza ravvicinate. Abbiamo detto che la scossa è stata avvertita in maniera netta in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche in altre regioni italiane, in Abruzzo, nelle Marche, in Emilia Romagna. Beh, sì, è un terremoto, come dicevo, molto forte, è un terremoto simile, se vogliamo dare un nome di grandezza, purtroppo a quello del Friuli del 1976. Quindi, come molti ricorderanno, anche il terremoto del 76 è stato risentito in una grande parte del territorio italiano, ma non solo, anche poi dell'Europa centrale, quindi anche in questo caso un terremoto di questo genere viene risentito a grande distanza. Ecco, voi avete segnalazioni da quelle zone per quanto riguarda gli effetti di questa scossa di terremoto? Chiaramente adesso abbiamo in mano le prime informazioni, si stanno rincorrendo un po' di voci. Voi avete appunto indicazioni sugli effetti di questo sisma? Per ora ancora sugli effetti direttamente no, ci sono già delle testimonianze che sono disponibili in rete, che vengono fornite ai siti sismologici che danno l'indicazione di un forte risentimento e un grande risentimento anche nella zona ovviamente di Zagabria. Poi queste informazioni ovviamente sono sempre un pochino più distribuite nelle zone densamente popolate. E quindi comunque danno già informazioni su un risentimento abbastanza forte. Poi per eventuali informazioni un pochino più dettagliate su possibile danneggiamento eccetera, credo che bisognerà aspettare ancora un pochino di tempo. Ecco, pare che davvero la zona in questione, la zona dell'epicentro, ecco, sia un po' nel mirino, insomma c'erano stati già dei precedenti con scosse peraltro significative. Ma diciamo che questa zona, come gran parte dell'area, è una zona sismica e che nel passato ha dato eventi anche di magnitudo simile. Se ricordiamo ad esempio il terremoto del 1880 di Zagabria aveva un magnitudo di questo ordine di grandezza, quindi siamo in una zona sismica in cui purtroppo sappiamo che questi eventi possono avvenire. Quindi dobbiamo sempre tenere alto il livello di attenzione e soprattutto non dimenticarci che i terremoti possono ritornare e tenerne conto anche sia in fase di progettazione che in fase poi di, come posso dire, successiva o di prevenzione all'evento con tutte le misure che sono necessarie. Ecco, lei ha parlato di un evento ancora in corso, quindi c'è da attendersi che continuerà a tremare la terra e che avvertiremo scosse anche nella nostra regione? Ma guardi, è probabile che continuino le scosse dopo un evento di questo tipo, le sequenze danno sempre aftershock, quindi scosse, quelle che vengono chiamate di assestamento, quindi è probabile che dopo questo evento ci siano ancora degli eventi che andremo a risentire. Siamo
probabilmente all'interno di una sequenza sismica in atto. È difficile dire come questo si possa evolvere, però un po' di scosse ce le possiamo ancora attendere ragionevolmente. Grazie allora Stefano Parolai, direttore del Centro Ricerche Sismologiche dell'OGS, per averci dato in diretta questi aggiornamenti.